Quel banco non sarà più occupato perché il vostro compagno si siederà sui banchi del cielo. È toccato a Don Paolo con queste parole comunicare ai compagni della prima classe di meccanica del CFP di Fonte che il sorriso del loro amico Luigi si era spento per sempre. Una notizia che ha gettato nel dolore e nella disperazione tutti, anche i ragazzi, dice Don Magoga, più scanzonati, hanno iniziato a piangere. Per i compagni e gli insegnanti quel banco vuoto segnerà ogni giorno un'assenza incolmabile. Aveva doti spiccate, sportive, ma parlando con gli insegnanti aveva la capacità di farsi carico anche degli amici che avevano un po' più di difficoltà. Faceva un po' come dire da responsabile di classe e quindi forse anche per questo le lacrime sono scese copiose perché ecco, l'angelo custode che prima era fisicamente accanto a loro adesso sarà spiritualmente. L'ultimo pensiero di Don Paolo va alla mamma di Luigi, a quella difficile telefonata dove le parole faticavano a trovare spazio tra le lacrime e i singhiozzi. Le ho chiesto che cosa potevamo fare e diceva ricordateci. Come i compagni di scuola, anche quelli del Ponzano Calcio faticano ancora a credere che Luigi non varcherà più le porte degli spogliatoi dove da settembre si allenava nelle file dei giovanissimi. Aveva scelto la società di Via del Bellato per muovere i primi passi su un campo verde, prima come difensore, ora come portiere, ma nonostante fossero trascorsi pochi mesi, tutti avevano potuto apprezzare le sue grandi doti umane. Luigi era il ragazzo perfetto per la società, un ragazzo che si impegnava sempre e che gli allenatori erano contentissimi di averlo. Magari non era tecnicamente ancora esperto perché aveva cominciato da poco, però sopperiva a queste mancanze con un impegno e una dedizione che sono difficili da trovare nei ragazzi, veramente un ragazzo d'oro. La notizia, che Marco Durante definisce devastante, della morte di Luigi è stata comunicata ai ragazzi prima dell'allenamento. C'è stato il ritrovo dei ragazzi e degli allenatori in corridoio e c'era un clima che vi lascio immaginare, insomma, è impossibile da sostenere. Distrutti dal dolore i giovani calciatori e l'intera società che qualche anno fa aveva dovuto affrontare la morte di un altro giocatore vittima di un incidente. 2 anni fa Vincenzo Romano, che è ancora nei nostri cuori. Il Ponzano Calcio ha deciso di sospendere tutti gli allenamenti e le partite dalla categoria piccoli amici fino ai giovanissimi. Le altre invece domenica giocheranno con il lutto al braccio. Un dolore che unisce Ponzano a Musano, dove la famiglia Martignago vive. Un paese sotto shock che stasera, in attesa dei funerali, si riunirà in chiesa per una veglia di preghiera in ricordo di Luigi.